Tre punti importanti, tre punti fondamentali nel cammino verso la salvezza, tre punti che portano a quota 20 e ti permettono di guardare al futuro con la speranza di riuscire a ottenere qualche punto in più nell'ultima trasferta e nell'ultima partita del girone d'andata, nell'ultima partita dell'anno in programma contro l'Udinese. Un Cagliari che ha sofferto in partenza, ha perso immediatamente João Pedro, ma stava soffrendo un Genoa molto aggressivo che soprattutto sugli esterni riusciva a procurare più di un problema ai due nostri giocatori, Padoin da una parte e Serna dall'altra. Occasioni avute soprattutto dalla squadra di Prandelli nei primi 20 minuti e poi piano piano un Cagliari che è rinato una volta che ha trovato la sua posizione in campo. Ionizza, che ha sostituito João Pedro, con Barella riportato nel ruolo di trequartista. Cagliari che ha avuto a sua volta le occasioni per passare nella seconda parte del primo tempo, una di Barella, un'altra con una buona conclusione, e poi che è riuscito a trovare il gol nel finale di tempo per l'1-0, quello di Farias, un pallone non colpito al meglio dal giocatore cagliaritano che però è riuscito a trovare il sacco. Nel secondo tempo il tema non è cambiato, il Genoa tentava di attaccare ma il Cagliari controbatteva colpo su colpo e alla fine le occasioni migliori le ha avute la squadra rossoblù, una con un'occasione di Farias che si è presentato davanti al portiere e l'altra con il palo di Barella. Insomma, tre punti fondamentali nel cammino per la salvezza, ma anche per spazzare via un po' le nubi. 2 mesi senza vittoria erano veramente troppe e qualche mugugno stava sorgendo, e ora sabato tutti a Udine per tentare di trovare altri punti e girare con qualcosa in più rispetto alla canonica quota 20.